La strage delle vette, rocce di sangue quelle venete che anche quest'estate raccontano storie di morte. L'ultima a Valli del Pasubio nel Vicentino, dove un escursionista 43enne di Schio ha perso la vita sulla strada delle Gallerie, precipitando per oltre 200 metri. L'uomo, che in un primo momento era riuscito a fermarsi nella caduta, tentando di risalire è scivolato nel baratro. Il suo corpo è stato recuperato nella notte dal soccorso alpino con l'aiuto delle fotoelettriche dei vigili del fuoco. Salgono così a 19 le vittime della montagna in Veneto, tutto in una sola estate, un'estate drammatica con un calo di morti però rispetto agli ultimi 2 anni. A giugno 2 turisti francesi hanno perso la vita con un Piper ad Alpago. A luglio i morti sono saliti a 3, 2 sui monti attorno a Cortina, ma il più eclatante è stato l'incidente sull'ortigara di una jeep del soccorso alpino impegnato nel recupero di un escursionista colto da malore. L'auto, inghiottita dal cedimento della strada, è precipitata nel dirupo con 3 feriti gravi e un morto. Ad agosto l'impennata con 11 vite spezzate, 6 per malore, gli altri tutti incidenti. Un trattore rovesciato nel Bellunese, un ventenne uscito di strada con la moto a Tarzo, un alpinista precipitato da Torre Iolanda e un escursionista dall'Antelao e infine la vittima di ieri a Valle del Pasubio. L'ambiente montano ha sempre un margine di rischio, c'è l'imponderabile, questo non si può calcolare, non si può prevedere. C'è il margine invece di impreparazione, a volte di inefficienza, di incompetenza che mette a rischio. Quella di quest'anno però è stata un'estate particolare, fredda a giugno con la neve e il ghiaccio che hanno moltiplicato gli interventi cresciuti rispetto al 2012 del 19%, poi con l'arrivo del sole e del caldo l'inversione di tendenza con un calo deciso dei soccorsi che scendono del 13% rispetto al luglio precedente e del 4% ad agosto. Tanti gli interventi del soccorso alpino per recuperare gli escursionisti meno esperti, molti si perdono e lanciano l'allarme per ritrovare la strada di casa, tanto da spingere il governatore Luca Zaia a intervenire con un monito ai dilettanti della montagna. Noi non possiamo, oltre a pagare economicamente, pagare con vite umane, mettere a repentaglio la vita dei nostri volontari che io non finirò mai di ringraziare, perché qualcuno magari si perde in montagna perché non sa neanche leggere una cartina topografica dei sentieri.